Dopo la conferenza stampa all'interno dei locali del distretto dell'abbigliamento Valle del Liri, delle 4 aziende che non hanno ancora firmato il contratto di concessione degli spazi di Via Felci, la consigliera comunale Floriana De Donatis ha voluto esprimersi in merito. Insieme al primo cittadino Roberto De Donatis ha spiegato in una nuova conferenza stampa le motivazioni che vedono l'ente comunale a non transigere sulla posizione presa. Il comune non può farsi carico di un eventuale danno erariale e la situazione, poco chiara contrattualmente perpetrata finora, deve essere risolta. Ho lavorato da 3 anni a questa delibera che era stata fatta dalla vecchia amministrazione e sono abbastanza soddisfatta dei risultati raggiunti perché in effetti sono riuscita a contrattualizzare 6 ditte con grande fatica, anche se sembrava tutto fatto, ma in effetti così non era, e quindi faccio le mie congratulazioni agli operatori che pagano puntualmente e che hanno capito l'importanza della sottoscrizione del contratto e anche perché questo offre dei vantaggi a loro stessi in quanto possono detrarsi i canoni come spese appunto dell'attività commerciale, possono chiedere dei finanziamenti bancari, possono rispondere a delle commesse per quanto riguarda la loro produzione e pertanto hanno questi vantaggi senza dire poi il canone agevolato di cui usufruiscono. Quindi attendo che vengano fatti gli sgomberi a chi invece tutti questi vantaggi non li ha voluti cogliere e attendo con ansia perché vorrei invece dare spazio a quegli operatori del settore che meritano e che ci hanno chiesto, sono in lista e sono anche numerosi, ci hanno chiesto di occupare quegli spazi. Anche il sindaco ha dichiarato che l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno iniziare ad avere un rapporto finalmente corretto per cominciare ad avere il legittimo ritorno economico dalla presenza degli operatori all'interno del distretto, così come deciso con la delibera 135 del 2016 della precedente amministrazione, redatta proprio per porre fine alle continue e mai conclusive diatribe tra gli operatori del tessile e l'ente comunale.